coincide con il 68° anniversario della Repubblica Italiana. Come tutti sapete, con il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, i cittadini italiani hanno infatti scelto la forma del governo repubblicano. La nostra Repubblica svolge le sue fondamenta sulla Carta Costituzionale. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Legge così l'articolo 1 della nostra Costituzione. Quanto di più attualità è oggi questo progetto del lavoro, basti pensare ai problemi drammatici che stiamo assistendo vivendo in quest'ultimo periodo. Io mi auguro che il tema del lavoro venga, così come enunciato anche ieri a Trento dal nostro Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, venga preso a luglio nel colonnello un decreto salva l'Italia per far sì che si sbloccino tutte quelle opere che sono da molti anni bloccate per vari motivi, per varie incombenze, e che possa dare avvio anche in questo periodo difficile il lavoro, gli investimenti, che è l'unica strada per uscire dalla crisi e dare risposte ai nostri cittadini. Assieme agli 80 euro per i lavoratori dipendenti che non superano i 25.000 euro di reddito annuo, assieme a altre iniziative che si stanno cercando di mettere in campo, io credo che anche questa annunciata ieri dal Presidente del Consiglio possa andare verso la soluzione, almeno ci auguriamo tutti, di accelerare gli investimenti e si possa così in qualche maniera accelerare i consumi e accelerare i consumi, riuscire un po' alla volta a uscire dall'Italia rispetto a questo periodo di grave crisi che stiamo attraversando. Periodo che è molto importante in Italia perché coincide con il semestre di governo della Comunità Economica Europea da parte dell'Italia, e quindi anche questa potrebbe essere una grande opportunità per farci mettere un po' di ossigeno alle nostre economie attraverso la riduzione dei vincoli del patto di stabilità, dei vincoli del rapporto debito-PIL e di tutti quei troppo